Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuovo estratto da una delle lezioni che tengo ai corsi di web design di Veneto Formazione. Vi ricordo che se volete approfondire l'argomento potete iscrivervi ai nostri corsi online o ai corsi che teniamo in aula nelle sedi di Treviso e Padova e potete usufruire eventualmente del codice sconto di 200 euro sul prezzo finale. Vi lascio tutte le info nella descrizione di questo video, vi aspetto assolutamente. Vi ricordo altresì che mi fareste veramente un grandissimo, immenso favore se vi iscrivete al canale e mi aiutate a fare crescere questa community, così che io possa fare un sacco di altri video interessanti. Dai che stiamo andando bene, abbiamo superato i 3000 iscritti, insomma stiamo lavorando un po' alla volta, facciamo tutto, ok? Benissimo, allora noi oggi parliamo di immagini, ma prima vi lascio alla sigla. Benissimo, come già detto 2 secondi fa, oggi parliamo di immagini, una occorrenza ovviamente abbastanza comune all'interno dei siti web, come potete ben immaginare. Come possiamo gestire le immagini all'interno dei nostri siti web? Beh, ci sono 2 modi sostanzialmente. Metodo numero 1, l'immagine può essere caricata nel foglio di stile. Metodo numero 2, l'immagine può essere caricata come contenuto all'interno dell'HTML. Dove sta la differenza in tutto questo? È presto detto, quando noi carichiamo un'immagine come background, come foglio di stile, ok? Anche se effettivamente la potremmo caricare anche in linea nell'HTML, stiamo semplicemente caricando lo sfondo di qualcosa. Quando invece andiamo a caricare la nostra immagine all'interno dell'HTML, in realtà non stiamo caricando uno sfondo, ma stiamo creando un contenuto che va a far parte del pacchetto testi, titoli, paragrafi e compagnia bella. Passiamo subito al lato pratico della questione. Allora, mi sono creato una bella cartellina esercizio 5 per andare di pari passo con la numerazione delle lezioni che stiamo facendo, e abbiamo la novità di oggi rispetto agli esercizi precedenti. Abbiamo la nostra index, la nostra cartella CSS col foglio di stile, abbiamo in più una cartella IMG dove ho caricato questa simpaticissima immagine che ho scaricato da Unsplash, ringrazio l'autore, chiunque tu sia, grazie, che ho rinominato Canide. Ok, che useremo per fare tutti i nostri esperimenti del caso. In realtà volevo usare la foto di Black, il mio cane, ma non ho trovata neanche una scaricata di recente. Può far bacco Blacky, anche te. Ok, benissimo. Allora apro tutto con Atom e iniziamo dal foglio di stile. Allora, in prima battuta, lavoriamo direttamente su questo foglio di stile dove troviamo delle occorrenze che abbiamo già inserito nei video precedenti. Vi ricordo sempre che sarebbe cosa buona e giusta andare a rivedere le lezioni e seguirle in maniera logica. Allora, nello specifico, i background. Abbiamo già visto, mi sembra, background color, però facciamo un bel ripassone di tutti i background. Ora, background color, come possiamo immaginare, è quella cosa che ci permette di andare a definire un colore per il nostro sfondo. Io adesso qui posso andare a scegliere un colorino qualsivoglia non troppo invadente, che non rompa troppo le balle. Non è bellissimo, insomma ce lo facciamo passare, e sono andato ad associare un colore di sfondo al nostro body, allo sfondo del nostro sito. Come carico l'immagine invece? Per caricare l'immagine nel CSS come sfondo, quindi posso utilizzare background image attraverso questa proprietà URL. All'interno questa proprietà ci darà già, vedete se scrivo img, ci fa già vedere ciò che ha trovato all'interno della cartellina come riferimento, e quindi vado a selezionare Canide. Cosa sono i 2 punti slash? Beh, semplicemente è il percorso che lui deve fare dal foglio di stile per andare a recuperarsi nella cartella in un'occorrenza esterna rispetto alla posizione del foglio di stile. Vedete, il foglio di stile qui, l'immagine si trova qua dentro, va a recuperarsi risalendo di un livello quella che è l'immagine che gli ho detto di caricare. Vediamo un po' però cosa succede. Succede questo. Vedete, il nostro meraviglioso Canide si ripete all'infinito per tutto lo spazio disponibile. Perché succede questo? Succede questo perché ovviamente, essendo l'immagine uno sfondo, questa immagine non ha lo scopo di venire mostrata nella sua interezza, ha lo scopo di riempire quello che è stato definito come spazio di sfondo che io voglio andare a ricoprire. E in questo caso ovviamente lo sfondo che gli ho messo a disposizione da andare a ricoprire è tutto quello che è il body, ok? Quindi tutto lo spazio della finestra. Più la finestra è grande, più l'immagine si deve ripetere per andare a riempire questo spazio. Come possiamo gestire questa cosa? La possiamo gestire attraverso un altro parametro che si chiama background repeat, che di default, come avrete capito, porta questo valore repeat. Infatti la ripetizione dell'immagine non è stata dichiarata da noi, è semplicemente si è fatta in automatico, ok? Quindi di conseguenza possiamo dirgli di non ripetere l'immagine, di ripeterla solo sull'asse X o di ripeterla sull'asse Y. Se adesso
adesso gli vado a dire no repeat e salvo, vediamo cosa succede nello specifico. Succede una cosa che è molto importante tenere in considerazione, cioè il fatto che, come potete vedere, il background image ha una valenza superiore rispetto a quello che è il background color. Infatti l'immagine si posiziona sopra il colore di sfondo. Questa cosa prima non l'abbiamo vista perché l'immagine andava a ricoprire tutto lo spazio disponibile. Ok, questa è una scelta ben precisa che è stata fatta, ha una motivazione abbastanza logica che capiremo più avanti nelle prossime lezioni quando faremo un po' di pratica. Di per sé oggi teniamo conto che il background image va sopra il colore di sfondo assegnato. Ok? Altra situazione che possiamo gestire è la posizione dell'immagine a dispetto di quella che è il punto di partenza dove questa si mette. Vedete, abbiamo left, center, right, bottom, top per questa dinamica che si chiama background position. Background position può essere settata di default è 0 spazio 0, che sta a significare 0x, 0y. E infatti, non a caso, vedete, il nostro punto di partenza dell'immagine è proprio la parte iniziale dell'angolino dove gli assi si incrociano all'inizio. Se io qua andassi a mettere center, center, per esempio, lui cercherebbe di posizionare l'immagine al centro. Giusto per capire cosa fa, la spostiamo un attimino 20 pixel, facciamo 30 pixel, così ci rendiamo conto di come si muove l'immagine. Vedete, il punto di partenza è cambiato, 30-20. Se avessi avuto il repeat attivo, questa immagine si sarebbe semplicemente ripetuta all'infinito, quindi anche se avessi cercato di spostarla non sarebbe successo assolutamente niente nello specifico, ok? Non ci saremmo nemmeno accorti di questa impostazione. Pertanto questa di default 0 spazio 0 possiamo anche evitare di dichiararla, non ha nessuna importanza. A meno che ovviamente non dobbiamo fargli fare qualcosa di diverso. L'ultima che andiamo a vedere dei background che ci possono interessare è il background attachment, che troviamo qua da qualche parte, non stai, eccolo qui, che ha un valore di default che è scroll, oppure un valore che possiamo assegnare noi che è fixed. Che cos'è attachment? Sostanzialmente è il modo in cui l'immagine si muoverà quando andiamo a scrollare in relazione a quello che noi facciamo, di quelli che sono i suoi contenuti. Esempio, un'immagine, un po' forbacco, non me la applicato. Se noi lasciamo scroll, che quindi non serve dichiararlo perché è già così, semplicemente quando scrolliamo il contenuto e l'immagine scrolleranno insieme. Se invece metto fixed, il contenuto scrollerà sopra l'immagine che si muove diversamente perché è posizionata in modalità fissa. Ok, questo è il concetto di fondo del nostro background attachment con valore fixed. Ok, è a tutti gli effetti un background fixed. Esiste un parametro molto interessante che però vedremo in un'altra lezione, che è il background size, parametro di CSS3 che è stato introdotto ovviamente qualche anno fa, che ha due valori che si chiamano cover e contain, che ci saranno estremamente utili. Però non possiamo applicarlo qui perché non ho le dinamiche ancora, cioè ci mancano ancora alcuni pezzi per capire esattamente il suo funzionamento. Di conseguenza lo andremo ad applicare in un altro esercizio dopo che avremo fatto amicizia con altri marcatori HTML che a oggi ancora non abbiamo trattato e che vedremo nelle prossime lezioni. Allora, detto questo, un'altra grande differenza tra un'immagine CSS e un'immagine HTML, per quelle che sono a ora le nostre conoscenze, nello specifico vale fino a un certo punto questa cosa, è che in un'immagine che andiamo a caricare come sfondo ci possiamo scrivere sopra, appunto perché quell'immagine fa da sfondo. Se io vado qui e vado ad inserire un bel titolo, lorem ipsum dolor bla bla, e salvo, questo testo che abbiamo inserito andrà, vedete, sopra l'immagine, perché l'immagine fa da sfondo, ok? Se carico l'immagine invece nell'HTML questa cosa è un po' diversa, perché l'immagine va a occupare uno spazio all'interno del contenuto della pagina, per cui ovviamente il testo andrà sopra o sotto a seconda di dove abbiamo messo l'immagine. Passiamo quindi adesso alle immagini in HTML. Le immagini in HTML vanno caricate con una logica abbastanza utile alla causa, perché i tempi di caricamento di un sito web sono spesso determinati da queste immagini. Allora, in prima battuta vado a tirare via un po' di cose che abbiamo dichiarato qua, in maniera che non ci vadano in conflitto con quello che stiamo vedendo prima, nel senso che le immagini si sovrappongono e non capisco una mazza di quello che sto facendo, ok? Quindi tiro via, lascio solo il colore di sfondo, ok? C'ho il mio bel testo. Vedete che qui adesso posso andare a caricare la mia immaginina HTML. Come si carica un'immagine in HTML? Ovviamente attraverso un marcatore. Questo marcatore è un marcatore in linea e si chiama IMG. Premo il tasto Tab, IMG ovviamente sta per image, e ci propone un primo attributo di default che si chiama src source,
che è quello che ci chiede di andare a recuperare la sorgente di dove si trova la nostra risorsa. La nostra risorsa si trova dentro una cartella IMG e si chiama Canide. Fatto questo, ovviamente apparirà la foto di Canide. Perché? Perché la foto occupa uno spazio e quindi senza ulteriori spiegazioni la foto appare semplicemente. Come potete simpaticamente notare, la foto è sotto il testo e se io andassi a scrivere dell'altro testo, ovviamente andrebbe o sopra o sotto a seconda di dove lo metto. Ok? Benissimo. Detto questo, dobbiamo aggiungere delle altre cose. Come tutti i marcatori HTML, anche IMG accetta ID e classi, li abbiamo già visti nella terza lezione. Che cos'è l'attributo alt? Alt sta per Alternative Text ed è obbligatorio come parametro per le immagini, ce lo chiede proprio Google e ce lo chiedono anche le regole dell'accessibilità dei siti web. Alt segue questo iter, questa logica. Innanzitutto, se io qua vado a scrivere Canide, ok, è quel testo che apparirà nel momento in cui per qualche motivo non si dovesse caricare l'immagine. Se io sbaglio volutamente a caricare l'immagine, vedete, e vado a prenderla, al posto dell'immagine uscirà la scritta Canide con l'iconcina, in questo caso è Chrome che fa l'iconcina che ci mostra che manca l'immagine nello specifico. Ok, se invece scrivo giusto non vedrò ovviamente l'attributo alt. L'attributo alt serve anche per il concetto di accessibilità di diversamente abili, quindi serve a far sì che i non vedenti che utilizzano delle macchine per farsi leggere il testo, nello specifico gli screen reader, possano sapere cosa rappresenta l'immagine nello specifico. Quindi la macchina che utilizzano che gli legge i contenuti leggerà il testo alternativo e lo fornirà ai diversamente abili. Ok, questo parametro non è opzionale, anzi è obbligatorio, cioè se non mettiamo l'alt in tutte le immagini che non siano prettamente decorative, quindi nelle immagini di sfondo ovviamente non serve, saremo penalizzati da Google. Questo parametro è un parametro SEO, ok? Oltre a questo ci sono un altro paio di attributi che dobbiamo mettere obbligatoriamente per migliorare i tempi di caricamento delle nostre pagine. Questi attributi si chiamano width height e servono ad andare a definire quelle che sono lo spazio che l'immagine deve occupare all'interno di quello che è il render, il caricamento che il browser fa della pagina. Se non assegniamo queste misure, il browser dovrà fare più giri per caricare la pagina, semplicemente per il fatto che l'immagine, essendo più pesante da caricare rispetto alle risorse di testo, arriverà un po' dopo. Quindi magari avremo un testo qui, un testo che si mette qui, arriva l'immagine, il testo deve andare sotto perché c'è lo spazio occupato dall'immagine, il browser ci mette più tempo a caricare. Se invece noi andiamo a definire lo spazio che viene occupato dall'immagine, il problema non sussiste, perché il browser in un unico giro è in grado di sapere che deve mettere un testo qui, occupare questo spazio e poi andare ad inserire il resto. Quindi lo spazio già occupato qua verrà buttato giù al primo giro di caricamento, migliorando notevolmente le prestazioni. Ok, non sempre facciamo questa cosa in maniera corretta, io per primi ogni tanto me lo dimentico, portate pazienza, però di per sé in un sito fatto bene, sti cazzi, sta roba qua ragazzi bisogna farla. Allora questa immagine è grande 800x800, metto width e scrivo 800, non va indicata l'unità di misura, ok, va solo dichiarata la misura in sé, quindi abbiamo 800x800. Se vado a ricaricare la pagina non è cambiato assolutamente niente, a parte che è tornato ovviamente il mio Canide, ok, forse era un po' più piccola di 800x800, quanto cazzo l'ho fatta? Vediamo, era 600x600, l'ho forzata, scusatemi, quindi 600x600, ok, non è cambiato niente, però abbiamo fatto un grande favore ai tempi di caricamento della pagina. Poi nell'ottica anche di display retina, questa immagine avete visto che ho sbagliato a mettere le misure, me l'ha fatta più grande, ok? Volendola potrei anche forzare, è un giochino che si fa spesso, che perlomeno io faccio spesso, su delle immagini che non siano esageratamente importanti, cioè caricare queste immagini ottimizzandole per retina display e i dispositivi ad alta risoluzione che vogliono il doppio dei pixel come visualizzazione. L'immagine in questo caso potrebbe risultare sgranata perché sto in un retina display e l'immagine è caricata esattamente alla dimensione
con cui la sto visualizzando. Volendo potrei ottimizzarla per retina semplicemente andando a mostrarla alla metà della sua dimensione originale. Questo è un giochino che si fa abbastanza spesso. Vedete, messa giù così l'immagine è perfettamente ottimizzata per un display retina. Questo giochino, ripeto, non si può fare sempre, si cerca di fare quando è possibile, quando le immagini, le dimensioni delle immagini ce lo consentono, ok? Ma ci permettono di avere una visualizzazione dell'immagine che comunque deve essere assolutamente ottimizzata come peso, ok? Indipendentemente per poter non essere una problematica durante i tempi di caricamento del sito, della pagina web, che come ben sapete si dovrebbe caricare in pochissimi istanti, meno di un secondo se riusciamo è meglio di tutto. Anche a questo proposito è sempre molto importante andare a modificare, gestire e ottimizzare il peso delle immagini. Questa immagine pesa 155k, ok? Attraverso dei programmini che troviamo, che possiamo andare a implementare nel nostro computer, come ad esempio nel Mac possiamo mettere Image Optim, o possiamo utilizzare, come ho fatto e detto in tanti altri video, TinyPNG, sito online. Possiamo ottimizzare il peso della nostra immagine in maniera molto importante. Vedete, siamo passati con una compressione dell'87% e Canide pesa ora solamente 19k, ma la qualità dell'immagine non è stata assolutamente intaccata. Quindi questa procedura è una cosa che va fatta sempre, l'ottimizzazione più possibile delle immagini che abbiamo messo sul piatto. Bene ragazzi, anche per questa lezione è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana, grazie per avermi seguito e come sempre, see you next time!